carta d'identità così, adesso ti frustano. Meglio. Ecco. Ciao, buonasera a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Tra Sardo e Profano, edizione autunnale che abbiamo deciso di chiamare Camineras de Tradiciones, proprio perché dopo le varie fasi del 2020 che ci hanno visto prima di tutto su EIA TV in 5 puntate, successivamente la fase vera e propria della rassegna Tra Sardo e Profano, che è quella live con gli ospiti, con la musica e con i balli, e con alcune arricchita quest'anno da alcune conferenze e convegni. Sempre di musica tradizionale si parla. Dicevo, questa terza fase autunnale che invece abbiamo voluto un po' integrare con altre chiacchierate, chiamiamole così, tra amici, tra ospiti appassionati ed esperti di ballo sardo, che un po' racchiude tutto quello che ci stiamo raccontando in queste puntate. Quindi quarta puntata oggi. Saluto subito in regia Enrico Picchiri, che è anche direttore artistico di Tra Sardo e Profano. Ciao Picchiri, tu mi senti? Io non ti sento, anzi se parli io ti sento, va bene lo stesso. E saluto l'appassionatissimissimo, perché siamo alla quarta puntata. Quindi vedremo alla settima cosa succede, dai. Però aspetta, posso aggiungere, non l'ho raccontato fino ad oggi, però posso aggiungere anche che sei appassionato e rinchiuso in casa. Ebbene, 61 giorni oggi. Da 2 mesi. Alla faccia della quarantena, Cristiano Cani da casa sua. Ciao. Buonasera a tutti. Poi dopo apriamo una parentesi su questi 61 giorni, perché io dovevo chiedertelo, ma tu ne hai parlato più volte. Sicuramente sta andando bene tutta la trafila sanitaria, come immaginiamo, visto che o forse sei proprio fanatico della... No, sono masochista, Jonathan, sono masochista, nonostante io sia risultato negativo un mese fa, invece la sanità sarda mi costringe a stare in casa, non si sa perché. Però va bene così, l'importante è che ci sia la salute, poi un giorno vedrò la luce, come si suol dire. Adesso la stai vedendo filtrata, però... Sì, adesso è quella artificiale, dai. Speriamo bene. Fino ad ora ti vediamo bello arzillo, quindi la salute c'è. Vabbè, è che adesso già ti vedi a 3/4, prima ti vedevamo un po' di meno, però dai, la salute già c'è. A parte tutte queste cose, salutiamo chi c'è stato ospite fino ad oggi, quindi Barbara Bussa la settimana scorsa da Nuoro e Antonio Mannu da Ossi. Salutiamo anche chi ha no, ma lo dobbiamo proprio dire, Jonathan. Lo dobbiamo proprio dire. Io penso che non sia il caso di nominare un'altra volta Oscar Sanna, che c'è un po' rotto, dai, dobbiamo dirlo, dai. Oscar, ciao, lo so che ci stai guardando, ma lo stiamo facendo apposta, perché ti vogliamo bene. Oscar, non è vero, non è vero. Ormai ci senti, ti fischiano le orecchie perché sei stato il primo, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno con cui chiacchieriamo ti nomina. No, ma Jonathan, lui è contento di essere stato il primo, però in effetti noi l'abbiamo usato come caviar, lui non l'ha ancora capito. Sì, certo che l'abbiamo usato come caviar, anche perché se non potevamo usare nessun altro come lui. No, era l'unica possibilità, poi se andava male pazienza, tanto era Oscar, che se ne frega. No, invece, è vero, stiamo scherzando. A parte gli scherzi e
e le parole su Oscar, scherzose, simpatiche. È partita molto bene questa edizione e quindi siamo molto contenti per quello. Quindi un po' di seguito c'è, e devo dire, apriamo così l'ospite di oggi, introduciamolo così, che se Oscar è stato nominato tutte le volte successive, l'ospite di oggi è stato nominato a sua volta tutte le volte precedenti. Sempre, assolutamente sempre. Quindi diciamo che si dà gioca Oscar con l'ospite di oggi, che come al solito io faccio presentare e faccio fare tutti i fiocchettini a te. Dico solo che dal profondo sud siamo saliti al profondo nord, siamo arrivati al centro con Barbara la terza puntata. Oggi invece stiamo in quell'area bella e ricca dell'area cagliaritana, praticamente del Campidano di Cagliari, vero e proprio. Passo a te la parola. Sì, grazie Jonathan. Grazie Jonathan. Oggi ospitiamo il paese dei capperi, no? Così come... Certo. Allora, oggi abbiamo ospite la comunità di Selargius, un carissimo amico, una persona che stimo tantissimo, una persona che secondo me per quello che sta facendo, che ha già fatto da una decina d'anni a questa parte, che sta continuando a fare, è a mio avviso una persona da prendere esempio sia come persona che come associazione. Ce ne sono anche altre così come la sua, però io dico la verità, mi sono ritrovato molto spesso nelle cose che fa la sua associazione, cose che condivido sicuramente, per questo motivo collaboro sempre molto volentieri con loro. Abbiamo ospite quindi con noi Matteo Azzeni. Ciao Matteo. Ciao a tutti e buonasera. Chiaramente la stima è reciproca. Allora, Matteo, abbiamo detto, presidente dell'Associazione Culturale Fedora Puzzu di Selargius, che da più di 10 anni si adopera nella ricerca delle tradizioni locali, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che per quanto riguarda il recupero e la riproposizione del ballo campidanese, ma si occupa anche di canto con il coro polifonico. Matteo lavora soprattutto nel campo delle belle arti, nel restauro di beni culturali, artistici, e applica il metodo scientifico anche alla ricerca etnografica, quindi cosa molto importante di cui parleremo. L'associazione è molto molto attiva, al di là di quest'anno che sappiamo essere un anno disgraziato dal punto di vista delle manifestazioni culturali. Questo non vuol dire che... Esatto, però questo non vuol dire che le cose non si possono fare come oggi la stiamo facendo, infatti. E comunque promuove iniziative culturali come conferenze, mostre, per far conoscere e divulgare le tradizioni selargine in tutta la Sardegna e possibilmente anche fuori dalla Sardegna. Promuove incontri con i ragazzi nelle scuole, importantissimo, collabora con tante associazioni. Una a caso vorrei citare, che non è stata ancora citata, ma io ritengo una cosa molto importante, la Sozio Launedda Sardegna, che sta facendo grandi cose per promuovere le Launeddas e il ballo campidanese nelle scuole. Anche io ho partecipato, ho collaborato con loro, così come l'ha fatto Matteo con la sua associazione. Promuove corsi di ballo rivolti a tutti e organizza serate di ballo in piazza. Quindi, detto questo, Matteo, di nuovo benvenuto. Io direi subito di partire con la prima domanda, così, siccome abbiamo un bel po' di contenuti oggi, un bel po' di cose da far vedere, di belle cose da far vedere, quindi io direi di partire immediatamente. Allora, direi di raccontarci la tua esperienza, Matteo. Quali sono stati i motivi per cui ti sei dedicato al folklore e soprattutto se è cambiata questo tuo approccio, come è cambiato per quello che riguarda lo studio delle tradizioni del tuo paese. Allora, fammi partire con i saluti di rito, no? È giusto ringraziare l'Associazione Sinfonia che sta organizzando questi bellissimi incontri e mi ha coinvolto in uno dei loro incontri, appunto.
a Jonathan, padrone di casa, a te chiaramente Cristiano, non c'è bisogno che io ti ringrazi ogni volta, e chiaramente anche Enrico. Allora, Grazie diciamo che... Matteo, grazie. No, no, dovere, dovere. Diciamo che io ho iniziato un po' per osmosi, nel senso che la mia famiglia ha sempre fatto parte delle associazioni folcloriche del paese, che allora era paese, di Selargius, e un po' ha trasferito a noi che siamo arrivati dopo questa passione, anche se praticamente siamo in pochi poi ad aver continuato ad occuparci di folklore. Io ho iniziato esattamente nel 92, me lo ricordo perché c'erano le Olimpiadi a Barcellona, e il gruppo che anche allora era presieduto da mio padre partì, ma io non feci in tempo. Quindi, sai, prima i ragazzini venivano attirati soprattutto perché il gruppo ti dava la possibilità di viaggiare, no? E quindi un po' eri un po' coinvolto per queste cose. Però poi la passione, insomma, ha preso il sopravvento. Quindi dal 92 io ho fatto parte del gruppo storico di Selargius fino al 2007-2008, e nel 2008 decidiamo da un'idea di mio padre chiaramente, ma con tanti altri soci fondatori, decidiamo di fondare l'associazione Fedora Puz. Insomma, è una passione familiare, poi trasferita e condivisa con amici. Quindi niente, quando decidiamo appunto di fondare questa associazione, diciamo che ci abbiamo pensato bene, soprattutto sul repertorio e sulle cose, sul lavoro di studio da portare avanti. Ecco, questa è un po' la storia iniziale. Non so, devo allungarmi. Tu sai che io ho Sì, sì, proprietà di sì, vai sintesi, proprietà tranquillo. di sintesi di quelle proprio. Vai tranquillo, già ti blocco io, non preoccuparti. No, niente, iniziamo ad occuparci appunto degli aspetti un po' più burocratici dell'associazione, e nello stesso tempo iniziamo a pensare a cosa promuovere. E ci siamo accorti che in effetti mancavano alcuni tasselli sulla riproposizione del folklore selargino, soprattutto dal punto di vista del ballo. Del costume poi casomai ce ne occuperemo dopo, Sì, però sì, esatto. soprattutto per il ballo eravamo uno di quei tanti gruppi folk che fanno coreografie. Praticamente ci si inventa un ballo, lo si riempie di coreografie e lo si rende appetibile, no, allo spettatore, almeno questo si credeva. Noi invece facciamo un percorso inverso. Noi facciamo prima uno studio sulla vera tradizione del ballo sardo del Campirano, e scopriamo che Selargius era famosa e riconosciuta per i tanti e numerosi ballerini che diciamo condividevano con tutto il circondario la passione per il ballo, ma soprattutto, insomma, qui a Selargius c'era uno stile ben preciso nel ballare che veniva un po' riconosciuto dal circondario. Quindi ci siamo incuriositi, abbiamo iniziato ad approfondire un po' il discorso. Ehm, e qui c'è stato l'incontro con il maestro che ci ha insegnato a ballare, che è Tonio Spiga, che un po' conoscono tutti nell'ambiente, che io però conobbi già prima, quando facevo ancora parte dell'altro gruppo, perché mentre guardavamo dei gruppi folk sul palco, lui uscì con una frase, io ancora non lo conoscevo, mi capitò a fianco Tonio, e mi disse: sì, sono belli, però questo non è il ballo campidanese, questo è un ballo artefatto. E fui folgorato, no? Sai come San Sì, Matteo sì, sì, sì. fui folgorato da questa sua formazione, e lì iniziai soprattutto ad approfondire fino ad arrivare al primo corso che Tonio fece nell'allora ex gruppo, mio ex gruppo. E da lì in poi è iniziata la passione. Quindi, una volta poi trasferite queste informazioni nella nuova associazione, abbiamo approfondito. Tonio Spiga ci seguì fin dall'inizio, e iniziò anche il lavoro però di recupero delle fonti. Perché sì, andava bene sulla teoria e la parte pratica, però andava arricchita da informazioni storiche, letterarie, ricerche, interviste. E qui mi diede una mano davvero importante Andrea Loci,
che mi aiutò a mettere in ordine un po' tutte le informazioni che mi avevano. Io da buon selargino ci metto sempre il dubbio, no? In ogni informazione che mi danno, e quindi poi andavo sempre a ricercarmi poi le prove di quello che mi dicevano. E devo essere sincero, abbiamo sempre trovato tutto quello che abbiamo cercato, e le informazioni poi aggiuntive date dalle persone della mia comunità hanno arricchito tutto questo, diciamo, questo cerchio che si chiude. Eh, e nell'andare del tempo abbiamo cercato prima di tutto di imparare. Tu conta che noi abbiamo iniziato ad insegnare, a fare i corsi di ballo campidanese dopo 15 anni dalla mia prima esperienza, ma dopo 10 anni, praticamente 8 anni, 9 anni di attività. Quindi non ci siamo avventurati subito, cioè volevamo avere un bagaglio culturale e pratico, chiaramente di un certo livello. Certo. E quindi insomma da lì poi abbiamo approfondito il discorso sul ballo, ci siamo appassionati, abbiamo coinvolto e abbiamo iniziato a promuoverlo anche a livello culturale, come Cristiano sa benissimo, perché ci ha aiutato tante volte, ma a cercare di capire che era la cosa a cui puntavamo molto, a cercare di capire come poi riportare sul palco ciò che si ballava in piazza, perché è chiaramente sempre una riproposizione. Certo. Non possiamo riprodurre esattamente quello che si fa in piazza, però bisogna far capire come, nel modo migliore, come i nostri avi, insomma, portavano avanti questa passione, perché era quasi una religione, era il ballo campidanese in questo caso, no? Certo, ti fermo un secondo perché tanto mi hai già risposto anche alla seconda domanda, io ti ho lasciato parlare proprio per questo motivo, ed era quella come sei partito con lo studio del ballo. Saluto anch'io Tonio Spiga e Andrea Alloci, due carissimi amici che spero di rincontrare presto. E ti chiedo, oltre comunque a quella che era una fonte diretta, che era quella di Tonio Spiga fondamentalmente, quali altre fonti ha utilizzato per la ricerca sul ballo, che sappiamo che è abbastanza complessa rispetto ad altre tipologie di ricerche, perché fondamentalmente video e filmati ce li abbiamo solo da pochissimi decenni, rispetto ad altre fonti che invece sono più descrittive, però da quel tipo di fonte non riusciamo a capire tutto. Ma allora, guarda, Selagius era un paese dove si ballava molto, quindi tante informazioni le abbiamo acquisite da documenti d'archivio, sentenze del Regio Tribunale, perché i Selargini erano, diciamo, teste calde, e durante i balli succedevano sempre, diciamo, non sempre erano eventi positivi, e quindi da lì abbiamo recuperato tante informazioni, e tante sono state pubblicate, quindi dobbiamo ringraziare anche chi ha fatto prima di noi Certo. questo lavoro. Ma molto si è recuperato dalle informazioni letterarie, quindi da pubblicazioni che partono da inizio Ottocento, che abbiamo presentato anche, utilizzato anche per presentare in pubblico i balli, magari poi lo vedremo dopo. E, interviste, abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle persone con Sergio che purtroppo non ci sono più, ma che hanno fatto in tempo a vedere, non a partecipare, ma a vedere i balli in piazza, perché erano bambini, erano Mhm. ragazzini, forse poco più che bambini, e quindi abbiamo delle interviste registrate che ci hanno comunicato tante informazioni, ma devo dire che la maggior parte delle informazioni sul ballo campidanese le abbiamo recuperate attraverso le fonti letterarie. Poi chiaramente ultimamente sono arrivate il magnifico video intervista dell'associazione Sonus de Ganna, quindi Tonino Leoni ci ha fornito una marea di informazioni, lo devo ringraziare perché ho avuto molti scambi con lui, devo sempre ringraziarlo. E poi ultimamente tu hai scoperto un altro video che testimonia la volontà iniziale, no, del primo gruppo di Selargius di comunque portare il ballo tradizionale anche Sì, Matteo, a questo proposito chiederei a Enrico di farci vedere questo fotogramma, cioè non è che l'ho scoperto io il video sì.
l'ha digitalizzato la Cineteca Sarda, e qui abbiamo un fotogramma di questo video che non è altro che Diciamo che un tu hai filmato. scoperto il contenuto che era importante, una Esatto, il parte del contenuto che è contenuto. importante, magari esatto, per Certo. la Cineteca Sarda era importante il filmato in sé, per noi in questo caso era importante vedere, stiamo parlando del 1961, un filmato di Enrico Costa intitolato Danze di Sardegna, dove è presente probabilmente, se non ricordo male, questa dovrebbe essere la prima edizione del matrimonio Selargino, se non la prima, la seconda comunque. Però la cosa interessante di questo fotogramma, di questo video, è che potrete vedere chiedendolo alla Cineteca Sarda, la cosa importante è vedere che si stava eseguendo un ballo così come era tradizione. Sì, precisiamo una cosa, l'anno è il 61, la prima edizione del matrimonio Selagino è stata nel 62. Diciamo che queste Questo forse è ok, erano le prove ok. per quello che poi sarebbe avvenuto pochi mesi dopo, perché questo forse è fine. Però è interessante perché in questo video ci sono tutti, diciamo, i maestri che hanno insegnato ai ragazzi che stavano fondando il gruppo, il ballo, che sono Maria Melis, che sono Luigi Melis, Giannico Gallus, sì, Palmerio Loddo, Pietro Pisceda, perché erano proprio gli ultimi ballerini in quel periodo ancora in vita che hanno poi insegnato ai ragazzi di allora il ballo. Ecco, poi diciamo che tipo, forse 3 o 4 anni dopo hanno iniziato anche loro ad inserire le coreografie nel ballo e queste persone abbandonarono il gruppo proprio perché non erano d'accordo sulla scelta che si fece allora. La storia si ripete, no? Sì, a questo punto ti chiedo, logicamente la ricerca non si ferma, cosa fate perché la ricerca possa continuare? Allora, prima di tutto, la cosa importante è far conoscere le informazioni che abbiamo recuperato, perché condividendole poi, diciamo che si suscita interesse e alcuni ricordi che sembravano ormai caduti nell'oblio da parte di alcune persone, in questo modo tornano e per noi sono molto utili. Tu non sai quante informazioni utili abbiamo recuperato grazie ai convegni o alle esposizioni che abbiamo fatto, perché molta gente si avvicinava. Ah, ma io sono di Seragius, ah, ma mia nonna o mio nonno mi hanno detto che forse ho qualche registrazione, forse ho qualche scritto, guarda che quello lo chiamavano così. Cioè, quindi questa cosa della condivisione per noi è importantissima perché riusciamo sempre a recuperare davvero molte informazioni in queste occasioni. Poi la Quindi cosa diciamo, fondamentale. diciamo, Matteo, che oltre alla divulgazione, che è una cosa ottima da fare, avete l'occasione anche di avere un'utilità da queste cose che fate. E l'utilità sta proprio in questo, avere altre informazioni. È un po' lo scopo di queste associazioni, noi siamo a disposizione, dobbiamo, quindi non ha senso, cioè non ha senso chiamarsi presidente dell'associazione Fedora Puzzu ed essere statico e farmi il balletto e poi tornarmene a casa. Cioè non è questo lo spirito con cui noi abbiamo fondato questa associazione. Poi un'altra cosa, il modo anche, diciamo che oggi, grazie a Dio, a differenza forse di qualche anno fa, i professionisti di questo settore, che sono antropologi, che sono etnomusicologi, sono tante davvero le figure presenti che ci possono dare una mano, sono molto più disponibili. Quindi anche grazie a queste persone noi abbiamo la possibilità di crescere e arricchirci e capire come portare avanti nel miglior modo possibile questo lavoro. Dobbiamo approfittarne, cioè se non approfittiamo ora che ci sono anche queste figure, secondo me Certo. è un peccato davvero, perché magari ci possono essere anche dei lavori fatti con tutta la buona fede possibile, però va riorganizzato il lavoro, va messo in ordine, bisogna renderlo poi, diciamo, disponibile e ci deve essere un ordine, ci deve essere una catalogazione. Benissimo, benissimo. Veniamo allora quindi ai risultati che avete ottenuto attraverso queste ricerche e attraverso l'acquisizione delle informazioni sui balli. E allora ti chiedo, Matteo, quali sono i balli di Salargius, quando si ballava, in che modalità? Allora, diciamo che i balli prendono un nome in base all'occasione. In realtà, ballo Viada e ballo Esti. Adesso, noi oggi chiaramente li classifichiamo, quindi quando per esempio ci presentano in giro per la Sardegna e dicono ballo campidanesu o balle brazza,
in realtà sempre in piazza si ballava, no? Certo. A parte alcune occasioni che poi diremo. Eh, quindi, quali erano le occasioni? La domenica, in assoluto, si ballava dopo la prima messa la mattina e poi si tornava nel tardo pomeriggio. Poi c'erano le feste importanti, quindi che ne so, le feste patronali, San Lussorio, famosissimo anche un quadro del Marghinotti dove rappresenta il ballo, ma l'Assunta, lo stesso Selargius, ma tutte le altre feste dei santi che si svolgevano durante l'anno. È documentatissimo anche dal Valeri il ballo che si svolgeva per la Madonna d'Itria a Selargius dopo la processione, no? Sì, sì. Queste sono le occasioni più importanti. Poi c'erano delle occasioni ben specifiche. Su Balleogai il ballo chiaramente è del Carnevale e Luisa Orru documenta anche nella nostra zona questo ballo, documentato da noi tantissimo anche con molte sentenze in tribunale, perché durante Balleogai scoppiavano sempre un po' di risse e di accoltellamenti. Strano, non succedeva mai questo. Diciamo che il più classico forse della domenica era quello che chiamavano balle in missa, quindi dopo la messa il famoso balle in missa. Su balle cumbidu, nelle feste più importanti, no? Dove l'uomo invitava la donna, ma con delle precise regole al ballo. Quindi abbiamo Sì, tra detto l'altro, Matteo, su Valle Sucumbino abbiamo una bellissima informazione, una fonte d'archivio per quanto riguarda Seistu per i balli della festa di Sant'Antonio. Ma stranamente, forse non ci avevamo fatto caso noi per primi, è documentatissimo questo ballo. Già il Delesser lo cita Sì, nel 1850 a Pirri, no? Quindi insomma a Pirri, esatto. in zona è documentatissimo, ma tanti altri dopo. Sì, devo dire tra l'altro che Pirri ha focalizzato molto l'attenzione dei viaggiatori dell'Ottocento che descrivono spesso il ballo campidanese proprio nella realtà di Pirri, però sappiamo benissimo che era una realtà molto simile anche a Selargius e a tutto il circondario di Cagliari per quanto riguarda la tipologia del ballo. È vero che poi chi era all'epoca il ballo veniva, la persona che ballava veniva riconosciuta da come ballava e quindi si riconosceva la provenienza. Oggi lo sappiamo benissimo, non è più così. Però è anche vero che la tipologia del ballo era quella, giusto? Beh, molte informazioni, quello assolutamente, lo condividevamo in tutta la zona. Molte informazioni chiaramente si recuperano anche con i paesi vicini, no? Quartuccio mi ha dato un sacco di informazioni sui balli che si svolgevano a Seraggio. Loro dicevano Ampremanu Ceregina perché riconoscevano dallo stile i ballerini di Seragius. Ma tante informazioni ci arrivano dal circondario anche perché si condividevano suonatori, cioè tipo il famoso trio Mara Calagonis. A Seragius per i balli ha suonato tantissimo, quindi condividevamo queste. E infatti nello stile poi, mettendo a confronto i filmati nostri con quelli con quei bellissimi filmati che hanno loro, lo stile si assomiglia tantissimo nel ballo. Però, ripeto, era un po' tutta la zona che condivideva queste informazioni. Benissimo, a questo punto io chiederei a Enrico di mandare il primo contributo video che riguarda un ballo in missa, appunto. Ti chiederei, Enrico, se c'è la possibilità di metterlo già da più o meno metà filmato, così ne vediamo un paio di minuti. Ne vediamo pochi perché sono molti video da vedere oggi. Arriva subito. Vai Piccoli dalla regia.
Ecco, abbiamo visto un pezzettino di video di un ballo in missa eseguito dall'Associazione Culturale Fedora Puzzi di Selarcius. In questo caso eravamo a Gonnesa, stranamente, quindi anche Infatti qui si c'entra... vedeva Ciao Oscar, lo a saluto un certo anch'io. punto. Sul Oscar, sei sempre in mezzo, ormai non ce n'è, non ce n'è. Matteo, vuoi dirci qualcosa su questo ballo? Allora, questa forse è la forma più arcaica del ballo campidanese, nel senso che siamo tutti presi per mano, ci si muove con un po' più di regole, senza però evitare di seguire la musica, poi casomai di questo ne parleremo, ecco, però forse Sì. sul ballo in missa è quello che viene nominato di più da chi ha memoria, da chi aveva memoria dei nostri balli, perché si svolgeva praticamente ogni domenica, quindi era un po' il ballo a cui tutti partecipavano, forse la comunità nel senso più stretto partecipava, ed era anche permesso, se che ne sia la missa cantada, come si diceva, agli autodidatti che diciamo che provavano a suonare uno strumento di partecipare, quindi chi sapeva suonare il susulittu, le donne che lo accompagnavano il ballo col canto e il tamburino. Insomma, era permessa un po' più di, diciamo, c'era una manica larga, tra virgolette, tra molte virgolette, nell'espletare questo ballo, se non era però una domenica importante, altrimenti sempre e comunque ai suonatori di Leonidas. Bene, mi sai descrivere la tipologia del passo? Esistono peculiarità del ballo campidanese, del passo del ballo campidanese e del Campidano di Cagliari? Allora, qui ci abbiamo lavorato molto con Tonio Spiga e poi con chiunque fornisse delle informazioni certe. E qui, se torniamo poi al filmato di Tonino Leoni dell'associazione Sonos de Ganna, Sì, insomma, si abbiamo capisce tantissime conferme, tra Esatto, l'altro. esatto. Uno dei maestri del nostro maestro fu sia Ricchetto Nunis, un selargino, è un grandissimo ballerino, era riconosciuto per questo, che iniziò ad insegnargli i primi passi. Quindi la difficoltà, adesso poi parleremo dei passi uno per uno, qual è nel campidanese? Che c'è un legame strettissimo con la suonata, perché ad ogni variante, diciamo così, da ballerino, da profano di musica, ad ogni variante della suonata si dovrebbe abbinare un passo, diciamo così, tra virgolette, perché poi sappiamo benissimo, almeno chi si cimenta nel ballo campidanese sa benissimo di cosa parlo. Quindi iniziamo dai più classici, no? Subassadresi, il passatré famoso, Subassadusu, Sapuntau, Subasso Dorrau e Subasso Dorrau in passato, quando noi iniziamo a condividere le formazioni su ballo, crea un sacco di polemiche perché si pensava all'udessimo a Subasso Dorrau del centro Sardegna, non si capiva il perché. In realtà è uno dei tanti fraseggi della suonata campidanese. E dobbiamo anche sempre precisare che il ballerino intende il ballo suonato da un musicista o da suonatore in modo sempre diverso rispetto ad un suonatore. Cioè noi tendiamo a classificarlo per passi, ed è una cosa che fa il ballerino. In realtà il musicista non è così legato, va bene, non è così schematico. E quindi diciamo a Puntau, Passo d'Orrao, poi per alcuni c'è Sintrada, invece per altri rimane il termine Passo d'Orrao, Isfurias, Sasciampita, i passi sono innumerevoli, però ad ogni fraseggio della suonata bisogna saper abbinare un determinato passo e questa è la cosa più difficile. Ci La vogliono cosa, davvero la cosa anni. altrettanto difficile, Matteo, è collegare il passo anche al tremolio. Bravo, allora arriviamo subito al dunque, che questa è una cosa che ancora scatena polemiche qua in zona. Questi passi che io sto nominando sono comuni a tutta questa zona e non solo, però sono comuni assolutamente a tutta questa zona. Però la base del ballo campidanese, la base, forse ciò che arriva da tempi più arcaici, è appunto questo movimento sussultorio che si chiama Susanzio, che molti identificano in un tremolio, ma non è proprio un tremolio, è più un movimento sussultorio un po' più dolce, diciamo così, che accompagna ogni movimento di ogni passo.
E questo si faceva, è documentato, c'è scritto, c'è nelle informazioni letterarie, c'è nel filmato, c'è nelle interviste. Non si può negare l'esistenza del Susanzio, che è la base del ballo campidanese, assolutamente. E non solo del Io campidanese. confermo tutto, io confermo tutto. Beh, da suonatore della UNEDAS, tra l'altro, no, Jonathan? Vabbè, Beh, allora, io direi, non stiamo qui poi ad elencare tutte le suonate perché poi la finiamo dopo domani a parlarne. Sappiamo comunque che c'erano degli strumenti più affini al ballo, giusto Jonathan? Qui lo chiedo a te come sì, suonatore. sì, assolutamente. Sappiamo tuttora che esistono 8-10 suonate differenti di concerto su di Launeddas. Nel video, per esempio, abbiamo sentito, mi sembra di aver riconosciuto Michele con Graziano? Montigi, con Graziano Graziano. Montigi. Scusa, Graziano, non mi veniva il nome. Che suonavano a Concordia, due strumenti differenti. Tuttora, come ho detto, ne esistono. Facciamo una decina, dai, per fare Sì, prima. sì, giusto per Qualcuno è generalizzare. passato un po' in dimenticatoio, però la peculiarità è proprio quella, un po' come racconta l'espertissimo Matteo della Grazie. procedura che si ha in questo tipo di ballo, che anch'io ho sempre definito il ballo più complesso che esiste, il più semplice e il più complesso, che semplicità non vuol dire appunto una cosa stupida, Assolutamente. ma tutt'altro. Non lo dico da suonatore di Launedas, ma un po' tutta l'esperienza che ho visto, soprattutto per quanto concerne il rapporto appunto tra il suonatore, in questo caso di Launeddas, Certo. chiaramente potrebbe essere sostituito da un fisarmonicista, da un organistista, Non anche mi rubare le domande, Jonathan, per da un favore. chitarrista. Scusate, allora passo, comunque rifacendosi sempre alla suonata di Launeddas, perché è la più arcaica che conosciamo. Certo. E quindi il rapporto tra suonatore e ballerino crea proprio questa complessità dall'inizio del ballo fino alla fine in una maniera sempre in crescendo, sempre differente. Bellissimo, proprio per questo. È molto difficile. Benissimo, a questo Dobbiamo dire punto, la verità. Jonathan, visto che hai citato Michele Deiana, Graziano Montigi, io cito anche Gianluca Piras, tutti amici che salutiamo, bravissimi suonatori, giovani e bravi, dico Stefano io. Cara. Stefano Cara, vorrei Matteo che tu citassi tutte le persone che vi accompagnano nei balli e soprattutto vorrei a questo punto che mi dicessi anche quali sono gli strumenti che vengono utilizzati oltre le launeddas per suonare e per ballare il ballo campidanese del Campidano di Cagliari. Allora, prima di citarli, perché è doveroso poi, diciamo, manifestare la mia gratitudine verso questi ragazzi, vorrei dire che all'inizio, quando iniziavamo a fare davvero i primi passi, c'era da capire come abbinare i passi alla musica e questo lo fai solo ascoltando le suonate e chiacchierando con i suonatori. Quindi io ringrazio Giancarlo Seo che all'inizio ebbe molta pazienza con me perché io andavo da lui di pomeriggio, gli chiedevo di spiegarmi le suonate e si andava avanti. All'inizio lui, un pochino anche Andrea Pisu, che mi aiutarono molto in questo mio lavoro di studio che è stato davvero per anni, io ho davvero dedicato il mio tempo libero a questo, non ho fatto davvero altro per poter apprendere il più possibile. Poi da loro siamo passati a Michele Deiana, che riesce a creare una simbiosi con il ballerino che è davvero unica, Stefano Cara, Gianluca Piras, con i quali abbiamo condiviso davvero bellissime serate, Graziano Montigi. Ecco, il lavoro con loro è davvero collaborativo, nel senso che quando ci si incontra per provare si studia davvero la suonata
cioè stiamo lì a chiacchierare, a spiegare. Guardate che davvero è una cosa che nel campidanese non si finisce mai, ma mai di imparare, perché se mi ha fatto una suonata in quel modo, con quello strumento, pur mantenendo lo stesso strumento, dopo me la cambia e me ne fa un'altra, me la struttura in diverso modo. Io devo ogni volta adattarmi a questa evoluzione, perché è sempre un'evoluzione. Stefano Cara, poi se passiamo ad altri strumenti, tipo l'organetto, non posso che ricordare Giovannino Pisu, Giacomo Longoni, con il quale lo stesso abbiamo condiviso un sacco di cose. Ma ci sono delle particolarità. Il ballo veniva accompagnato anche da noi, stranamente, e l'ha ricordato Oscar, dal mandolino. Noi avevamo un famosissimo musicista che accompagnava i balli con questo strumento, che era Giovanni Loddo, ed è stato fatto anche da poco un memorial, perché diventò talmente bravo e conosciuto che suonò anche a Milano, credo partecipò anche a qualche concerto alla Scala, qualcosa di particolare. Poi non mancava quello che da noi si chiama suono e tamburino, cioè fino al 1905 noi abbiamo ballato anche con questo strumento particolarissimo che stiamo cercando anche di recuperare, ed è qui che continua il lavoro. Il famoso Patacciano di Allomingiu, era chiamato Patacciano degli Ambu. Patacciano perché da ragazzino non riusciva a dire Pedringiano, quindi gli usciva questa, e quindi gli abbinarono, e la sua famiglia viene riconosciuta così, e Spatacciano e Duso sono miei vicini di casa. E poi, Ci sta. ci sta. E poi sempre una cosa importante è che anche le donne partecipavano all'accompagnamento dal ballo, come ho detto prima, quindi voce e tamburino. Abbiamo anche la foto di una donna di Seragius col tamburino che sta cantando. E poi insomma tutti gli altri diciamo tra virgolette più semplici, ma quando si accompagna poi il ballo campidanese diventa tutto complesso. Quindi Susulito non può mancare, la chitarra non può mancare, e poi quando arrivò la fisarmonica iniziano ad utilizzare anche la fisarmonica. Benissimo, benissimo. A questo punto, Enrico, ti chiedo di mandare il secondo contributo, che è su Ballo Gai.
Allora, benissimo, qui abbiamo visto una porzione di video di Baleogai. Ripeto sempre, se volete vedere poi i video completi li trovate tutti su YouTube, quindi basta andare a cercare Associazione Culturale Fedora Puzzu, ne trovate quanti ne volete, soprattutto miei, quindi andate a vedere i miei. Matteo, cosa ci puoi dire di questo ballo? Un po' rapido, che siamo già un bel po' avanti con il tempo. Vabbè, diamo le informazioni base. Questo su Sì, Ballogai era il ballo tipico del carnevale, che consisteva poi proprio nel mutamento dei ballerini, perché a carnevale c'erano meno regole e quindi il ballerino poteva cambiare la sua dama. Tuttora viene ballato a Collinas, questo ballo insomma, è famosissimo. Che cosa succede però poi? Succede che poi dal carnevale viene, su richiesta chiaramente dei ragazzi, perché lo preferivano, no? Viene poi portato un po' a tutte alle feste importanti dell'anno, dietro però permesso della famosa zerarchia, no, del Sobriga che doveva decidere, perché alcuni balli si organizzavano anche per feste private e lì il padrone di casa comandava. Insomma, questo però è stato uno dei balli che ci ha fornito un numero innumerevole di informazioni, perché è quasi sempre stato protagonista di risse e accoltellamenti a Selargius e quindi veniva documentato tutto. allora sì, salto subito una domanda che te la faccio dopo, perché così ci ricolleghiamo anche alle iniziative che fate voi. E ti chiedo però, tra queste varie tipologie di balli che hai citato, quindi balle missa, balle brassa, balle ogai, il ballo delle donne, balle su gombidu, ce n'era uno in particolare che si ballava maggiormente rispetto agli altri, oppure era il tipo di evento che determinava la tipologia di ballo? Sì, soprattutto, nel senso che l'occasione faceva il ballo. Di solito comunque in generale il ballo più, diciamo, più partecipato era quello delle grandi feste in cui i ragazzi si potevano mettere in mostra. Però se dovessi sceglierne uno, esatto, direi balle in missa, assolutamente. Certo. Allora, a questo proposito ne vedrei un altro, vedrei proprio su Balle Brazza, Enrico, grazie per il contributo.
Allora, qua abbiamo visto un bel ballo braccia eseguito. Vi vorrei raccontare un aneddoto qua. Questo video è stato registrato a Giba per la festa di San Pietro del 2019. Qui sono stato invitato dagli amici di Fedora Puzzo a partecipare e a ballare con loro. Io ero contentissimo, ma non lo facevo vedere perché, vi dico la verità, tenere l'abito tradizionale per 6 ore a 40 gradi all'ombra, anche di notte, e poi provare a ballare, per me è stata una tragedia. Vi dico solo che ero diventato viola da quando stavo per morire. Però è stata una bellissima esperienza anche quella. Non sono riuscito a dimagrire, manco in quel caso, però pazienza, No, dai. no, 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 il giorno sei dimagrito, fidati. Il giorno sì, il giorno dopo ha recuperato subito. No, no, Beh, certo, dopo un paio d'ore. Cioè. No, dopo che siamo andati a casa di amici, lì, vabbè, pazienza, non ve lo diciamo, dai. Comunque, se sei arrivato a questi livelli di esperienza, di qualità della ricerca, lo devi anche a questa esperienza a Giba. Assolutamente. Al di là che per me è sempre un onore collaborare con l'associazione Fedora Puzzo, e lo dirò sempre e lo dirò sempre a tutti. Perché per me è veramente un onore essere anche loro amico. Matteo, vorrei chiederti anche qui qualche cosa su questo ballo che abbiamo appena visto. Allora, diciamo che questa forse è l'ultima evoluzione del ballo campidanese, nel senso che più ci si avvicina al periodo in cui poi è stata dismessa questa usanza del ballo in piazza, più il ballo fa assumere soprattutto ai ballerini una situazione un po' più protagonistica, nel senso che il cerchio viene smontato, quindi non sono tutti presi per mano, e si balla soprattutto in coppia, coppie organizzate. Dobbiamo ricordare che il ballo capitanese è pieno di regole come qualsiasi altro ballo della Sardegna. E c'erano proprio c'erano delle vere e proprie regolamenti non scritti che bisognava rispettare perché altrimenti si incappava in un disastro, in sangue. Ehm, E, come dicevo, appunto, il cerchio si smonta, iniziano a ballare in coppia e questo soprattutto succede perché nelle serate più importanti si organizzano i famosi Ballusa Premium, in cui venivano premiati i ballerini più meritevoli, no? Cioè quelli che riuscivano a seguire meglio la musica, che avevano un'impostazione più elegante, eccetera, eccetera, eccetera. Una serie di requisiti che poi li portava ad essere premiati. Però ecco, esatto, questo è proprio forse l'ultima evoluzione del ballo campidanese. Benissimo, tra l'altro stai parlando di queste regole non scritte, abbiamo una bellissima foto del 1905 di Cesare Pascarella di Sesto dove fa vedere nella stessa foto 3 prese diverse delle mani a seconda sicuramente del grado di parentela che avevano i ballerini, addirittura anche con l'uso di un fazzoletto proprio per non toccare le mani. E qui questo è stato riproposto anche dal gruppo Inuraghi di Sesto, che anche loro tanti carissimi amici che saluto. Anche loro che stanno facendo un lavoro di ricostruzione sia del ballo campidanese che dell'abbigliamento, devo dire, notevole, con tante difficoltà, tra l'altro veramente tantissime difficoltà, però è da ammirare soprattutto da parte della quota giovane. Devono perseverare. Assolutamente, anche con loro io li saluto, è da molto che non vi vedo e mi piacerebbe anche rivedervi. Allora, rimando un attimo il video prossimo che dobbiamo far vedere perché ti voglio fare prima 2 domande. La prima è, si balla ancora in piazza nel tuo paese? E se sì, è variato il modo di ballare? Allora, no, non si balla più in piazza se lo intendiamo come il passato. Noi ci siamo impegnati perché questa tradizione riprendesse. Abbiamo sempre approfittato di monumenti aperti proprio per creare tra gli eventi collaterali un'occasione in cui chiunque potesse tornare a ballare. Purtroppo da noi questa tradizione si è persa dopo la seconda guerra mondiale, sì, nel secondo dopoguerra. Fino agli anni 50, diciamo, i primi anni 50 si è ballato, così mi ha raccontato Bonanima, il subradore in manno per Pucciulloni, in un'intervista che facemmo con Roberto Museu. E lui ha fatto tempo a vederli ballare, e poi qualcosa è rimasta fino a qualche anno dopo, ma soprattutto in situazioni private. Però poi da quel momento in poi il ballo insomma,
hanno preso piede i balli civili, ciò che noi definiamo Certo. balli civili, come se i nostri fossero incivili poi. Però insomma hanno preso piede quelli perché potevano stare più abbracciati, cioè c'era una situazione chiaramente diversa, la gioventù chiaramente evolveva, no? Certo, certo, ma questa è una cosa che già si faceva da tempo, già nel 1750, in occasione dei matrimoni dei Savoia, veniva richiesto, ad esempio, ai gremi di Cagliari di organizzare dei balli da far vedere, quindi ad esempio il ballo delle spade, il ballo dei mori, cose del genere, ma allo stesso tempo venivano fatti fare i balli per la piazza. Quindi già Sì, sì. diciamo che è una situazione che si ripete nel tempo. A questo proposito, voi comunque con la riproposizione dei Balusa Premium state comunque cercando di riportare quello che era il ballo di piazza a Selargius. Sì, allora, Covid permettendo, E tempo permettendo, perché anche sì, l'anno perché scorso. praticamente nelle ultime 2 edizioni non abbiamo potuto fare nulla, quest'anno per il Covid, ma l'anno scorso per la pioggia, perché ci fu addirittura un'allerta meteo che ci impedì proprio anche di solo di provare quella serata, ed è un peccato perché stavamo organizzando forse una delle serate più belle, e chiaramente il protagonista poi è il ballo, ma sono anche i suonatori perché nelle nostre serate le protagoniste sono le Launeddas. Ci teniamo, è una cosa a cui puntiamo molto. Non, non disprezziamo gli altri strumenti assolutamente, anzi partecipano a questa serata, chiaramente i suonatori che li suonano, però insomma per noi il protagonista principale deve essere lo strumento delle Launeddas. Non c'è ballo campidanese se non ci sono Launeddas. Vero, vero. E, Bravo Matteo. sì, vorrei far vedere l'ultimo video dei balli, che sono appunto una registrazione dei Ballosi a Premio del 2018, se non ricordo male. In questo caso non avremo, se non ricordo male, verrà proposto un ballo a fisarmonica, se non ricordo male. Enrico, prego di mandare il filmato. Le due solite scemme.
Allora, innanzitutto io vorrei far notare la bellezza di questi balli in piazza, la bellezza nel senso dove c'è la gente che ha proprio la passione e ci mette tutto per ballare, per avere il piacere di ballare. Qui erano rappresentate tantissime persone di tantissimi paesi del circondario di Cagliari e non, c'era anche qualche persona che ballava un campidanese diverso da quello del Campidano di Cagliari, tutte accompagnate dalla bellissima musica fisarmonica di Celio Mocco, che salutiamo. Celio Mocco, oltre ad essere un bravissimo fisarmonicista, è anche un bravissimo ballerino, così come Michele Deiana, così come Gianluca e tutti gli altri, vero Matteo? Sì, beh, Michele fu anche premiato, vinse il primo premio, Celio si classificò, mi sembra, 2 volte secondo, cioè sono, a parte la bravura immensa, poi Celio, insomma, è anche allievo di Herbì, che ricordiamo, di Ignazio Herbì, del maestro, Assolutamente sì. ma è di una raffinatezza unica Celio, e poi anche lui come Michele entra in simbiosi, riesce a far entrare in simbiosi la suonata con il ballo, sono uno spettacolo da sentire. Beh, vero, verissimo. Matteo, ti chiedo, esistono oggi le condizioni per insegnare a prendere il ballo? Sì, ed ogni scusa è buona. Nel senso che io non ho mai visto niente di male nelle scuole che si sono viste succedersi in questo periodo. Sono un ottimo viatico per l'apprendimento e per non perdere la tradizione, perché poi le persone che vanno in queste scuole poi si riversano nelle piazze. Questo bisogna ricordarlo. Bisogna fare un po' le pulci, nel senso che deve insegnare chi è capace. Deve assolutamente insegnare chi è capace. Io non mi posso mettere ad insegnare un Nugoresu, hai capito? E nemmeno mi azzardo, non mi passerà nemmeno per l'anticamera del cervello. Quindi che cosa abbiamo fatto? Vedendo un po' l'esperienza, anche noi ne abbiamo approfittato, chiaramente, ma approfittato in un senso, nel senso culturale del termine, perché vedendo la buona riuscita dei corsi che faceva Barbara Bussa con le Nugoresas, quando fui ospitato poi a Villa Urbana, mi resi conto che l'idea che avevo in mente da anni funzionava benissimo, ero un po' timoroso. E quindi ti ricordi, Cristiano, quante volte ne abbiamo Sì, sì, parlato sì, prima di farli, no? E invece poi, viste queste esperienze, tra l'altro Villa Urbana, un altro esempio nel nostro mondo, assolutamente. che godono della mia stima infinita. Anche la mia, anche la mia. Sono davvero un esempio, io li reputo davvero tra i migliori. Per qualità di lavoro, quindi non è solo una questione di ballo. E quindi niente, abbiamo portato avanti i nostri corsi, insomma, quindi ogni occasione è buona per poter insegnare il ballo sardo in generale. No, tra l'altro poi i corsi che fate anche voi, soprattutto per il ballo campidanese, in questo caso, io li ritengo molto molto utili, ma veramente estremamente utili, anche perché non è un semplice spiegare di un passo o di seguire la No, musica, no. ma c'è proprio un approfondimento della questione ballo, del Secondo rapporto tra me, suonata e ballerino, cioè, sì, secondo me, soprattutto per il campidanese è necessario integrare, nel senso che essendo un ballo molto complesso, devi spiegare anche la sua complessità e vuol dire arricchire tutte le informazioni che fanno da contorno. Perché la gente poi capisce l'approccio che deve avere verso questo ballo. E ci siamo accorti, e tu, insomma, ne sei testimone, che infatti l'apprendimento poi è più veloce. Se spieghiamo il perché bisogna fare alcune cose, non si possono fare altre. E soprattutto l'approccio anche fisico che bisogna avere nel ballo sardo in generale, cioè non si può essere morbidi, cioè bisogna essere decisi anche nel campidanese che ha una presa, diciamo, un po' più libera rispetto ad altri balli della Sardegna, però la convinzione deve essere la stessa, cioè sabarrosia deve essere quella che chiunque uno abbia a fianco a ballare, capito? vero, vero. E poi la cosa bella del ballo tradizionale è che non deve essere la perfezione, non deve essere
non deve essere le persone che ballano tutti uguali, ma c'era comunque una personalità che si vedeva e che si evinceva dal modo di ballare di ogni persona, che magari spiccava rispetto alle altre, oppure a chi guardava il ballo piaceva di più quella persona piuttosto che un'altra, o per l'eleganza, o per appunto la certo. forza, eccetera. Quindi la Bisogna... bellezza del ballo tradizionale è proprio questa, ed è forse la cosa che più è difficile fare in una scuola di ballo, dove necessariamente le persone devono guardare una persona. bisogna Forse è dire una questo il cosa. limite delle scuole di ballo. Certo, sono d'accordissimo. Ma bisogna dire una cosa, prima di tutto non tutti erano bravi, perché noi pensiamo che fossero tutti grandissimi ballerini, ma erano uomini come noi e, e comunque il campidanese rimane un ballo forse tra i tanti il più interpretabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al momento dell'apprendimento bisogna essere talebani, proprio talebani con mille punti esclamativi, cioè bisogna davvero insegnare le vere basi e non si deve fare altro. Quando uno deve apprendere deve fare quello. Deve fare quello. Poi, una volta acquisita un po' di esperienza e conosciuta la Susono, quindi la suonata, allora uno può iniziare a metterci del suo e qui nascono sempre, diciamo che nascono le prime discussioni con i maestri che ti hanno insegnato una cosa e te ne vedono fare un'altra. Ecco, però insomma, credo che sia una cosa, lo so succederà a noi tra qualche anno, voglio dire, È probabile. è una cosa inevitabile. Armatevi No, di... ma tra l'altro, scusa Jonathan, sarà anche una certificazione della bontà delle cose che abbiamo fatto, questa, dico io. Poi tra l'altro, vissuto anche in prima persona, la cosa più difficile per quanto riguarda il ballo campidanese è conoscere la suonata. Io per primo non riuscivo a distinguere un fiorassio da una mediana pipia. Per me qualsiasi cosa era una suonata launedas, mentre adesso sbattendoci la testa riesco già a riconoscere, non sempre, ogni tanto mi frega anche a me ancora, però forse è questa la difficoltà maggiore in una persona che si approccia, che inizia a provare a fare i primi passi nel ballo campidanese, perché per decenni abbiamo perso quello che era l'udito, quindi l'ascolto della suonata. E infatti bisogna farsi sempre l'orecchio, come dice Matteo, tocca da ascoltare questa suonata. No, ma il discorso è che davvero questo ballo è in simbiosi con questo strumento, o comunque chi accompagna il ballo campidanese deve entrare in simbiosi. E anzi, credo che sia il ballerino sempre e comunque a doversi adattare al musicista. Stiamo parlando di suonate però in scala, quelle fatte proprio apposta per il nostro ballo, inteso come ballo tradizionale, chiaramente. Io arrivo da una generazione, per esempio, che vedeva le launedas accompagnatrici di un altro strumento, non protagoniste. Succede ancora, in certi casi succede ancora, però sono dovuto uscire dall'idea proprio che fosse uno strumento d'accompagnamento, quando invece è sempre stato in passato lo strumento protagonista. Ed è questo che deve capire la gente. È vero, è vero. Vero Cristiano, quante volte io mi rifiuto per principio, non perché non mi piacciono le altre cose, ma mi rifiuto per principio in una serata nel Campidano di partecipare a balli dove non c'è lo strumento nostro. Sì, ma è una tendenza che è aumentata negli ultimi anni, dove veramente la gente richiede che ci sia un suonatore di launedas, cosa impensabile fino a 5-6 anni fa. Questa per me è una grande vittoria della tradizione campidanese, che finalmente si balla il ballo a launedas di nuovo in piazza, nelle serate
che si organizzano per i balli in piazza. No, ma guarda, noi chiaramente poi è arrivato il Covid, però la chiusura di fine del corso che abbiamo fatto l'anno scorso doveva essere una grande serata di balli organizzata qua a Selargius e avevamo invitato Carlo Boedo, cioè voglio dire, diamo lo giusto spazio a tutti. Però a Selargius, dove si faceva il ballo campidanese, dove noi ci facciamo portatori per la nostra comunità di questo tipo di ballo, non possiamo fare una serata dove c'è solo l'organetto o solo la Certo, fisarmonica. certo. Capito cosa intendo? Cioè, dobbiamo trovare il giusto spazio a tutti. E le Leonidas devono recuperare quello spazio che gli è dovuto. No, ma è giustissimo, anche perché quello che ho osservato da buon tornonaio nelle piazze della Sardegna, quello che ho notato è che veramente sta piacendo tantissimo il ballo campidanese, così come viene interpretato dall'Associazione Fedora Puzzu e dalle altre associazioni che stanno riproponendo la ricostruzione più veritiera possibile del ballo. Tant'è vero che abbiamo un'esperienza, noi due, di collaborazione con Barbara Bussa, con Danzas a Ghilarza, dove 300 persone di tutte le parti d'Italia, in questo caso, hanno fatto degli stage del ballo campidanese. Sì, beh, è stata un'esperienza unica, emozionante, perché credo che un ballo campidanese così, così numeroso non si vedesse da tanto tempo, numeroso chiaramente di partecipanti. Però anche lì ci hanno davvero dedicato tanto spazio. Io li ringrazierò sempre Carlo con Barbara per questa opportunità e Marinella che poi ci ha ospitato lì fisicamente. Che salutiamo anche lei, Marinella Marinella Marras, Marras sì. del gruppo Nigas di Ghilarza, che Persone eccezionali, hanno appena persone fatto il loro eccezionali, convegno sì. l'8 dicembre e lo potete trovare ancora Eventi su culturali davvero Facebook. di grandissimo livello, grandi, grandi, grandi. E lì abbiamo capito che il ballo campidanese, per chi non l'avesse ancora capito, perché noi lo sapevamo già, vale quanto tutti gli altri, assolutamente. Allora, dobbiamo stringere un po' perché vedo che sono già Sì, le 8:20, abbiamo ancora un paio di domande da farti, quindi l'unica cosa che ti voglio chiedere per chiudere l'argomento balli è che ci mancano ancora da definire un paio di balli che sono Ballus de Biginau, il ballo delle donne. Parlacene un po', sì. Matteo. Allora, Sballo de Biginau mi fu segnalato da Assunta Cordedo di Selargius, che mi diceva che in alcuni rioni, quando rientravano dal lavoro dei campi, si festeggiava e in alcuni casi si ballava. C'era sempre qualche suonatore di Zulitu, autodidatta, oppure le donne, come vi ho detto, che accompagnavano con la voce al tamburello il ballo. E quindi lei parlava di questi ballo su de Biginau proprio strutturati in questo modo. C'è anche il ballo delle donne, come diceva Barbara Bussa, insomma, il ballo delle donne ha sempre scatenato molte polemiche, ma in realtà è documentato, da noi è documentato da una sentenza del Regio Tribunale dei primi 30 anni dell'Ottocento, dove è documentato appunto qui a Selagius il ballo partecipato da sole donne e la rissa scoppiò perché un giovinotto si introdusse nel ballo senza chiedere il permesso a Sazeracchia e iniziò una rissa e arrivarono ad accoltellarsi fin dentro la chiesa, quindi insomma non potevano che documentarlo meglio, però è documentatissimo assolutamente, quindi io sono della linea che queste cose vanno tutte riproposte. Vero, vero. Allora, dai, veniamo alle ultime domande. Abbiamo finito di parlare dei balli. Adesso parliamo un attimo della ricerca. Prima di tutto vorrei farvi vedere questa immagine. Eccola qua. La vediamo bene. Questa non è un originale, è una riproduzione. L'originale è dell'Associazione Fedora Puzzu di Selargius ed è una foto scattata dal fotografo cagliaritano Giuseppe Luigi Cocco tra il 1874 e il 1878. Questa è una ricerca che sto facendo io per quanto riguarda la fotografia in Sardegna, che sarà utile proprio per poter datare le foto con persone in abito tradizionale, ma questa è la scusa semplicemente per chiedere a Matteo per fare una domanda sulla ricerca multidisciplinare, sul metodo scientifico, sullo studio delle fonti, quanto sono importanti tutte queste cose per un'associazione come quella di Fedora Puzzu.
No, io direi che sono proprio fondamentali. Quando abbiamo iniziato ci siamo accorti che c'erano delle lacune, soprattutto sull'abbigliamento. Per il ballo era proprio una cosa da ricostruire. Erano delle informazioni proprio ed una storia da ricostruire. Per quanto riguarda il costume, diciamo che costume, perché il termine non è Sì, sì, sbagliato, sì, sì, sì. c'era davvero da fare un lavoro di ripulitura di quello che noi conoscevamo come abbigliamento tradizionale di Selagius, perché negli anni si è teso a semplificare e a banalizzare alcuni concetti dell'abbigliamento tradizionale. È vero che a Selagius si è conservato molto, quindi da lì siamo partiti per integrare le cose conservate a Selagius con informazioni letterarie, fotografiche, opere pittoriche e Vorrei fermarti un soprattutto... attimo, Matteo, prima che tu proseguissi, visto che Sì. comunque è una domanda collegata anche all'altra, all'abbigliamento soprattutto, di raccontarci prima di tutto l'aneddoto con Ignazio Stanna di quando Ah. avete fatto le... Così per capire anche che c'è l'aiuto anche di persone che ne sanno un po' Sì, più di noi, e anche eccetera. Franca Rosacontu. E anche Franca Rosaconto, certo. No, con Ignazio, allora io iniziavo la ricerca sull'abbigliamento e mi fu segnalato questo Ignazio Sanna, mio compaesano, che io conoscevo solo di fama. Facciamo la nostra prima processione per il Santissimo Salvatore qua a Selargius e il giorno c'era ospite anche il gruppo Salesiani di Selargius, nel quale Ignazio diciamo, era protagonista da anni. E spinto da degli amici mi avvicinai per presentarmi e per chiedergli delle informazioni e io gli chiesi così in modo molto ingenuo, sapendo adesso la risposta, guarda Ignazio, vorrei avere un parere, cosa ti sembriamo? E lui senza mezzi termini disse, guarda Matteo, fate schifo. Me lo disse proprio così. Fate schifo. Te lo dico perché voglio proprio... deve essere una valanga, capito? Perché devi davvero capire che devi cambiare il registro. E dal giorno iniziò la nostra Proficua collaborazione, perché collaborazione. è una persona che io stimo anche dal punto di vista personale tantissimo, gli voglio molto bene, per diversi motivi, ma ha davvero qualità nell'operare. Ci mette davvero una qualità in tutti i sensi, quello che prevede proprio la ricerca in questo campo e soprattutto non è una persona gelosa della conoscenza che ha. Che E in qui Sardegna, torniamo a quella che è la parola chiave di tutti in questi incontri che stiamo facendo, che è la parola condivisione, che certo, non smetterò mai di ripeterla, è importante e necessaria per i nostri assolutamente. studi, soprattutto per il campo dell'etnografia, che un'informazione in più è sempre utile e come al solito ci fa crescere culturalmente, sia a me che la recepisco che chi me la fornisce. Guarda, quando io ho iniziato, ti parlo proprio del 2008, non c'era nessuno, sicuramente io non li conoscevo poi, che voleva operare in questo modo, nel modo in cui io intendevo. Quindi mi sono davvero trovato, inizio davvero solo e quindi iniziai a muovermi sbagliando, pur avendo sulle spalle un metodo scientifico che arrivava dal mio lavoro. Però davvero non sapevo esattamente dove mettere le mani e coinvolsi anche Franca Rosacontu. Quindi torniamo perché io andai praticamente a Nuoro, bussai alla sua porta, entrai quasi di prepotenza perché volevo, e lei mi disse, sì, ma tu chi sei? Cioè, dalla serie, da dove arrivi? Cosa fai? E gli parlai del tipo di lavoro che volevo portare avanti con la mia associazione e lei mi guardò e mi dice, te lo dico qua sinceramente, ma chi te lo fa fare? L'ambiente lo conosciamo. No, c'è presente Gigi Proietti che ricordiamo. Sì, sì, sì. No, non te lo dico alla romana perché non sono No, capace, no. però anche lei, come Ignazio, mi disse che dovevo davvero decidere cosa volessi fare, insomma, c'era davvero da tagliare i ponti con il passato e fare una sterzata a 360 gradi. E io direi che gratificazione più bella fu quella fatta proprio da Franca Rosaconte in occasione dell'ultimo Redentore in cui abbiamo partecipato con l'associazione,
in cui disse che proprio queste parole, Nuoro e la Sardegna intera deve dire grazie all'Associazione Fedora Puzzu per il lavoro che sta facendo. Questo non lo diciamo noi, l'ha detto lei, noi ce lo prendiamo molto volentieri. Guarda, noi ne siamo orgogliosi a dir poco, però io sono uno che smuove le idee del gruppo, progetti, però devo dire che senza le persone che ho attorno nell'associazione, cioè non possiamo essere tutti generali in un esercito, capito? E quindi davvero si sono fidati. Io gli ho sempre chiesto di coltivare uno spirito critico e che quindi andassero poi a vedere se in effetti quello che io dicevo era vero, insomma, in poche parole. E devo dire che ho davvero trovato le persone giuste con cui lavorare in questi anni. Alcuni si perdono, altri si acquistano, ma credo sia una cosa normale nelle associazioni. Certo, certo. Non si può prescindere. Però, insomma, quella giornata per noi è stata importante perché ci ha gratificato, almeno per quel momento. No, ma soprattutto ci ha permesso anche di continuare a lavorare, perché cioè, sì. È un bel riconoscimento, non solo il suo, perché ne abbiamo altri di riconoscimenti, ad esempio uno per tutti, Gianmario De Martis, che ci fa sempre tanti complimenti, che ringraziamo anche lui e che salutiamo, tra l'altro, anche Gianmario. Sì, sono persone che quando io ho iniziato avevano un po', diciamo che avevano deciso di evitare le collaborazioni con i gruppi folk per esperienze negative, perché alla fine nessuno davvero voleva cambiare il registro nell'operare in questo settore, perché cosa vogliamo fare noi? Qual è il principio vero? Cioè, parliamo sintetizzando, dobbiamo raccontare la verità. Siamo talmente ricchi di informazioni, talmente ricchi nel nostro mondo, soprattutto nel folklore. Secondo me non ha senso non dire le cose come stanno. Cioè, è proprio ci si nasconde sempre dietro il turismo, deve essere una cosa appetibile al turista. Il turista non è un cretino, cioè il turista non è un cretino, noi non lo dobbiamo prendere per i fondelli, nessuno. Nessuno. E se vogliamo che questo nostro settore, cresca culturalmente e venga, diciamo, abbia un po' più di spazio anche nel mondo accademico, dobbiamo lavorare seriamente e onestamente. Esatto. E questo si fa con la ricerca scientifica, con i metodi scientifici della ricerca. Chi meglio di te poi li utilizza, visto che hai fatto, ti occupi di beni culturali, e quindi sai applicare benissimo le nozioni che hai utilizzato per i tuoi studi sulla ricerca. Tutto questo lavoraccio, perché è un lavoraccio, badate bene, è un lavoraccio inteso come tempo, come soldi spesi, eccetera. Questo però ha portato a Selargius ad avere una quantità di tipologie differenti di abbigliamento maschile e femminile non indifferente. Assolutamente sì, ma la cosa che mi ha stupito più di tutto è il livello o meglio, la quantità di capi conservati a Selargius, soprattutto da uomo, perché da donna sapevamo che c'era molto materiale e quindi però io sono davvero rimasto colpito mentre cercavo. Con Ignazio si andava a destra e a sinistra, si raccontava guarda che quello ha questo, quello ha quell'altro, quindi siamo riusciti davvero a riproporre tutto quello che in passato i nostri avi hanno creato. Hanno creato con la loro fantasia, ma soprattutto con le loro qualità. E anzi, devo essere sincero, dal punto di vista maschile, già negli anni '80 il gruppo di Selargius diede una sterzata, nel senso che pochi anni prima molti gruppi del circondario si riunirono per decidere che tipo di corpetto di broccato, il colore esattamente, sì. Dovessero utilizzare per differenziarsi. Quindi c'era Pirri blu, Monserrato verde, insomma era una cosa. E se noi ci rifiutammo di fare questo e iniziamo a ricostruire invece i corpetti in velluto, che erano gli unici che avevamo ritrovato a Selagius alla fine, quindi il velluto era la cosa utilizzata. Quindi c'era già l'idea di ripulire in anni in cui si faceva, non sospetti. il contrario. Esatto.
Questo poi l'abbiamo portato all'abito femminile, perché io quando iniziai a vestirmi col primo gruppo, e c'era Fedora, a cui abbiamo dedicato l'associazione, chiedevo di avere delle cose un po' più ricercate, ma non per set di protagonista, proprio perché lo vedevo nelle foto. Ma tanto sei maschietto, cosa te ne frega? Capito? Non c'è bisogno. Se sei un maschio, cosa te ne frega? In realtà la Sì, ricerca, poi la ricercatezza deve scusatemi, essere, la ricercatezza deve essere dello stesso livello dell'abbigliamento femminile. Cristiano è caduto. E a Cristiano si è accappottato. Forse lo recuperiamo. scusatemi. Vai tranquillo, Cristiano. No, io intanto mi introduco in tutto quello che voi vi state raccontando, perché sono cose che stiamo vedendo crescere di puntata in puntata, un po' ognuno con la sua esperienza, il suo bagaglio culturale. Anche oggi abbiamo proprio con Matteo la ciliegina sulla torta, no? Sia dal punto di vista del lavoro ultra decennale, molto minuzioso, sarà portato dal suo lavoro vero e proprio, sarà la passione che aveva già accumulato, eccetera, eccetera, però stiamo proprio confermando quello che stiamo dicendo ogni volta in questi incontri, che la ricerca fatta minuziosamente, come si deve, è un vero sacrificio, perché toglie tempo al lavoro, alla famiglia, a tutte le cose, però si vedono i risultati. E un'altra cosa che voglio aggiungere, proprio per evidenziare bene questo risultato che stiamo vedendo oggi, è che un centro come Selargius, che fa parte di un'area molto, molto vasta, molto ricca, sia di altri centri che di altre tradizioni molto, molto vicine, molto, molto simili. Però guardate quante cose ingloba solo Selargius, guardiamo quante cose porta nella sua piazza, tra costumi, balli. Oggi ne abbiamo visto 5, ne abbiamo sentito nominare 5 o 6, suonatori. Adesso io forse tiro sempre più l'argomento questo campo, perché chiaramente lì su questo posso parlare, però solo di suonatori quanti ne abbiamo nominato Sempre. e di quanti strumenti. Quindi immaginiamoci solo se, così come Selargius, si comporti quarto, Quartuccio, Monserrato, Sinnai, Settimo, Pirri, Maracalagoni, Sesto, Mara Assemini, Calaconi. Elmas. Chiaramente che non sto dicendo che non lo fanno, perché non c'è nessuno che lo fa, però continuiamo e diamoci ancora Lo fanno, più lo fanno. Lo martellate. fanno, sì, qualcosa. Si Sì, sta muovendo assolutamente. la questione. Scusatemi per prima, ma mi hanno telefonato e avevo chiesto di non chiamarmi invece puntualmente. Verranno cazziati come si deve, non Jonathan, preoccuparti. posso dire una Licenziali. cosa riguardo agli strumenti? Se non ti, se non, Vadi, non vadi. vol- Vai, Matteo, no, tranquillo. ehm, il suonatore di Launeddas era considerato una vera e propria star allora, quando i balli tradizionali, insomma, erano le cose che riunivano tutta la comunità, insomma, era l'evento, era. Noi abbiamo imparato in questi anni, dopo diversi tentativi, che soprattutto nel ballo campidanese non devi legarli a restrizioni tipo alcune coreografie, adesso non diciamo proprio i balli coreografici. E abbiamo notato che quando non gli si mette dei paletti, la loro maestria esce molto più forte. E anche chi non capisce di queste cose viene attratto.
viene attratto dalla loro abilità. L'abbiamo visto in diverse serate con diverse persone presenti che erano lontane da questo mondo. Proprio per questo, da un po' di tempo a questa parte, io non chiedo mai uno strumento piuttosto che un altro, non chiedo mai che cosa faranno, che cosa non faranno. Io scopro ciò che suoneranno quando saliamo sul palco, quando li sento suonare, e gli lasciamo tutto il tempo, e questa è una cosa che si dovrebbe fare sempre, perché oggi si ha poca pazienza, gli lasciamo tutto il tempo di finire di accordare lo strumento, c'è tutta quella parte introduttiva che è sempre esistita in passato. Io la richiedo, nel senso, voglio che loro si prendano tutto il tempo che serve perché lo strumento sia pronto e che suonino quando loro si sentano pronti. Fa parte del racconto di questo ballo, credo, no? È una Quindi parte molto affascinante, assolutamente. Fa è una, parte dello è strumento. una cosa importantissima, cioè, non si vede da nessun'altra parte. Molti dicono, però dovevi farli salire con lo strumento già. Non è, lo strumento deve essere curato. È un bambino che deve essere curato. Sempre. È una cosa Altrimenti... molto naturale. Tu Esatto. immagina infatti quando succede, che succede anche ai più esperti, Sì, ai sì, grandi sì, maestri. esatto. Immaginati in uno studio televisivo, in una registrazione, qualsiasi cosa dove tu hai 4 minuti, 5 minuti che devi fare, devi dare il meglio di te stesso e parte lo strumento scordato che magari avevi appena provato Certo, prima di certo. salire. È È la una cosa caratteristica, naturale, io infatti è la sposo caratteristica. assolutamente quello che dici. È la caratteristica, nel senso io per esempio molte volte ho avuto il suonatore in difficoltà perché c'era molto vento e aveva paura di suonare perché magari poteva accadere che durante a metà ballo si bloccasse lo strumento per l'umidità, perché asciuga lo strumento, perché questo. E gli ho sempre ripetuto, sempre, se lo strumento non ti permette di suonare, ti fermi e si riprende. Devono capire che queste sono le caratteristiche di questo strumento. Basta con la fretta. Noi quando siamo sul palco non vogliamo tempi. Io non voglio, quando io arrivo si fanno tutti il segno della croce perché voglio che presentino cosa stiamo facendo, che non ci diano tempi sul ballo, perché questa è la caratteristica del nostro ballo. Il ballo campidanese è la suonata, il suonatore di Leonardo è questo. Devono capire che questo va rispettato. Matteo, hai detto una cosa Assolutamente sì. importantissima che non abbiamo, di cui non abbiamo ancora parlato in questi incontri, che è quello di presentare sul palco quello che si sta eseguendo, perché le persone hanno il diritto di sapere e di conoscere quello che si sta accingendo a Assolutamente. vedere. Per Ed me è uno, questa per una me cosa per me uno importantissima può che lo diceva fare, anche Andrea Locci, l'ha sempre detto anche lui, dobbiamo ricordarlo. assolutamente Andrea è stato uno dei primi a portare avanti quest'idea, nel senso che per me sul palco si possono fare qualsiasi cosa, rappresentazioni, non è questo il contendere, no? Certo. Il discorso è che non si può dire che così facevano in piazza quando stai facendo altre cose sul palco. Racconta quello che stai facendo. Tu vuoi fare una rappresentazione? Va benissimo, per carità. Infatti non c'è Non è il niente di ba- male, non è il ballo che assolutamente. si faceva in piazza, è questo che bisogna far capire alla gente. Quindi quando noi arriviamo nei posti dove ci ospitano, vogliono far vedere il nostro ballo, ci invitano per quello, io pretendo che venga spiegato che cos'è l'occasione, perché facciamo il ballo e in che occasione si faceva, tutto lì. E che Verissimo. spieghino Allora e che io, parlino anche dello strumento. certo, visto che siamo già molto lunghi con i tempi, ma io rimarrei altre 3 ore, sinceramente, a chiacchierare con voi, io direi di fare l'ultima domanda. Matteo, una domanda Vai. che parla delle tue doti artistiche, ma che vengono utilizzate anche allo scopo della ricerca, perché il tuo progetto Galanias parte comunque da una raffigurazione, da una rappresentazione grafica di quelli che sono di quello che è l'abbigliamento selargino e poi è diventato un po' l'abbigliamento di varie parti di vari paesi della Sardegna. Enrico, io ti chiederei, mentre che Matteo ci descrive la sua arte, di far vedere
anche una parte delle sue opere. Sì, allora questo progetto nasce inizialmente a scopo didattico perché facendo i corsi nelle scuole, come abbiamo detto in altre occasioni, mi accorgevo che c'era difficoltà nel far capire ai bambini e ai ragazzini i colori, perché le foto storiche sono quasi tutte in bianco e nero, e quindi iniziai ad avere un primo approccio col disegno giusto per far capire un po' i colori dell'abbigliamento tradizionale. E questo mio progetto poi si è evoluto perché poi io arrivo da questo mondo, io ho una famiglia di pittori e artisti, ho frequentato il liceo artistico, poi mi sono occupato di restauro chiaramente artistico e chiaramente abbiamo coltivato tutti in famiglia questa. Quindi io ho praticamente utilizzato la grafica per riportare su carta ciò che è l'abbigliamento tradizionale, in questo caso di tutta la Sardegna, perché spazio non mi sono fermato solo a Selargius, ho iniziato con Selargius, ma poi ho allargato i miei orizzonti con delle tecniche, diciamo, un po' più veloci di quelle classiche, nel senso che io utilizzo i pennarelli per tutto, perché ho poca pazienza, sono uno pragmatico che vuole subito un risultato, quindi riesco ad ottenerlo solo utilizzando queste tecniche. E da cose, diciamo, molto scolastiche e schematiche, ho iniziato ad arricchirlo, cercando di portare sempre più particolari in queste immagini. Sono uno poi fissato con le mani, quindi ci tengo a disegnarle bene. Però come vedete il volto non prevede né bocca né occhi e né naso perché voglio che il centro, il protagonista sia l'abbigliamento. È vero che inizialmente attira l'attenzione, però poi ci si trattiene un po' di più sull'abbigliamento. E alcune cose chiaramente sono misure ridottissime, contate che l'uomo è alto al massimo 15 centimetri. Però cerco di inserire i più particolari possibile perché voglio che incuriosisca, cioè il vero scopo di questo lavoro è quello di incuriosire il fruitore, cioè chiunque vada a vedere queste immagini, perché poi vada a vedere se veramente come io ho riportato su carta è nella realtà. Questo è lo scopo per cui io sto andando avanti con questo lavoro e che sicuramente vedrà una pubblicazione, perché il mio intento poi è quello di pubblicare tutto questo mio lavoro documentativo. E chiudendo che è proprio un lavoro documentativo, perché io non disegno niente che non sia documentato. Mi avvalgo dell'aiuto di esperti del settore e di quelle comunità che io poi vado a disegnare e che mi forniscono immagini, insomma, informazioni sull'abbigliamento. Certo, da questo diciamo che puoi ricavare tranquillamente tutto quello che ti serve come a livello di dettaglio, a livello anche di tipologia di gioiello, di come viene posto nell'abito o del copricapo, con qual è l'usanza Ah, di quel una determinato cosa, paese. Sì, certo, ma sì, dimmi. una cosa importante che è arrivata insieme a questo lavoro, anzi forse questo lavoro è stato l'occasione per recuperare anche tutta la terminologia dell'abbigliamento, degli accessori, del modo di mettere le cose, soprattutto quello campidanese, soprattutto quello selargino. Selargis è davvero una città ricchissima di informazioni, ricchissime di persone che si occupano davvero di cose artigianali di livello e devo dire che in questi anni sono riuscito a recuperare davvero molti termini grazie soprattutto ai Selargini. Sì, tra l'altro nel mentre che abbiamo visto queste bellissime immagini, queste sono state anche utili per una cosa che non si fa molto spesso nei gruppi in ambito folcloristico, nelle associazioni folcloristiche, che è quella anche di formare i componenti dei gruppi folk per quanto riguarda appunto la terminologia Assolutamente. dei vari capi di abbigliamento e spiegare come indossare un abito, perché molto spesso ci si improvvisa e deve vestirci qualcun altro. Sì, Invece no, dobbiamo essere capaci innanzitutto di descrivere quello che stiamo vestendo a chiunque ce lo chieda. Molto spesso mi è capitato partecipando alla vostra bella associazione o alla Cavalcato o al Redentore che mi chiedessero che tipologia era quel tipo di vestito o perché quella donna aveva il capello a cilindro piuttosto che qualcos'altro e io devo essere pronto comunque a dare una risposta perché ma tu lo ha sai poco senso perché io su questa cosa appunto molto. Per me deve essere un dovere delle persone che partecipano alla mia
altre associazioni, è un dovere sapere che cosa stai utilizzando, è un dovere sapere che cosa utilizzano tutti e che cosa si utilizzava nella comunità di cui tu fai parte. È una cosa fondamentale, cioè non si può dire ad una persona, guardi, vada a parlare col presidente perché così le spiega. No, devi saperlo tu. Che cosa hai addosso? Cioè, io davvero mi fermo molto spesso a chiedere a qualche ragazzo di qualche altro gruppo che cos'è questo. Raramente mi sanno rispondere. Sì, è, È è una cosa verissimo, è grave, è una verissimo. cosa È una grave. cosa, è una cosa grave anche dal mio punto di vista, perché comunque molto spesso è vero anche che molti componenti dei gruppi folk lo prendono molto alla leggera, quasi fosse una giornata Inevitabile. diversa. Certo, però è anche giusto che sappiano anche qualcosina in più. È anche il compito del gruppo folk, appunto, è quello di Ma tu, divulgare, tu anche lo tra i sai, propri noi, componenti. tu lo sai, noi siamo organizzati in modo che periodicamente si facciano dei riassunti descrittivi su come si devono vestire e quando capita per le cose da donna partecipano anche gli uomini perché devono vedere, devono sapere e lo stesso vale al contrario. Quindi è un dovere, Verissimo, assolutamente. verissimo. Allora, io direi che siamo quasi alle 2 ore di chiacchierata, potremmo anche Oggi ci sta. liberare Matteo da questa incombenza, eh, con l'augurio che questa bella pubblicazione di Galanias possa arrivare il prima possibile e oltre logicamente alla pubblicazione sui primi, chiamiamoli primi risultati della ricerca, perché questo non è altro che un augurio alla Grazie. prosecuzione della ricerca E per quello io non e posso, allo scoprire altre tante belle cose. per quello, per quanto riguarda l'abbigliamento tradizionale di Israele, non posso prescindere da Ignazio, è una cosa No, che, no, ma che faremo tranquillo assolutamente insieme. tranquillo che Ignazio ci penso io, che puntualmente glielo dico, non preoccuparti. Bisogna pungerlo, bisogna pungerlo. Sì, sì, sì. Allora, io direi, Jonathan, di concludere questo bellissimo incontro dal mio punto di vista, perché abbiamo veramente avuto tantissime informazioni interessanti, tanti aneddoti, tante cose veramente belle da ascoltare e speriamo che il nostro carissimo pubblico ormai fidelizzato abbia apprezzato anche questa giornata, in attesa della prossima che sarà brevissimo, sarà domani, dove avremo un'altra bella realtà che è quella della Barbagia di Seuro con Esterzili, un piccolissimo centro della Sardegna centrale, ma che vedrete ci darà tanti spunti e tante belle informazioni particolari anche, vedrete. Quindi io, Jonathan, lascio la parola a te, comincio a salutarvi, grazie a Matteo per aver speso il tuo tempo con noi. No, grazie a voi, grazie a tutti voi. Ringraziamo anche il mega direttore artistico, nonché alla regia Enrico Piccheri, Enrico. e salutiamo anche Jonathan. A te i saluti finali, Jonathan. Comincia a mettere la pasta, Cristian. Stiamo No, arrivando. sono pronte le favette, non preoccupate. Andava bene. No, io chiaramente dopo una bella chiacchierata così ricchissima, come hai detto tu, dopo aver parlato con Matteo, che ci ha illuminato da tanti punti di vista, e ripeto, il suo gruppo Selaris è proprio un centro di raccolta di un dato di notizie culturali, di informazioni, ma non poteva essere altrimenti, visto il luogo geografico. Complimenti Matteo per questo tuo lavoro. Ho visto dallo schermo le ricostruzioni, i disegni, quindi Grazie, ti faccio grazie. Eh, i miei più grandi complimenti. Un lavoro magistrale, me lo immagino curatissimo nei dettagli. Spero di vederlo dal vivo Jonathan, perché ti gusterà posso di dire più. che 5 di quelle opere ce le ho a casa mia e le tengo gelosamente, in attesa che ne arrivino altre. Beh, in Ma effetti non possono uscire col di queste Covid. No, ma possono aspettare, non c'è problema.
Queste, Matteo, li avrei sentiti, queste erano le richieste che sono partite dalla prima puntata con Oscar. No, non è vero, Oscar non c'entra, non gliene frega niente. Stavano già ipotizzando i regali di Natale, già dal mese. Va bene. Grazie a Matteo, davvero, grazie mille. No, grazie a voi, io vi ringrazio per questa... non posso aggiungere nient'altro se non i miei ringraziamenti a voi. Non dico continuate così perché è una cosa veramente banale. È partita, questo lavoro è partito, Guarda, come ha detto Matteo, più di avremo 10 anni fa. tante persone da... No, dico che avremo tante persone da ringraziare perché, come Cristiano sa, collaboriamo con diverse persone che ci aiutano anche molto e quindi vi sono grato per questa opportunità. Infatti poi io concludo sempre e torno sempre sulla nostra parolina magica che è quella della condivisione. E oggi abbiamo visto proprio questo termine spulciato ed è frammentato in tutti i suoi minimi particolari, dalla condivisione del ballo in piazza, dalla condivisione della ricerca, dalla condivisione delle scuole, degli incontri con tanti altri ricercatori appassionati, amici che con cui abbiamo già parlato e con tanti altri che magari incontreremo. Quindi sono veramente grato di questo a voi. Così lo è Simponia con questo progetto, quindi niente, non aggiungo tantissime cose se non i miei saluti, i miei grazie. Saluto Enrico in camera di regia. Ciao Enrico. Che oggi ha arricchito anche con altre belle variazioni, anche se qualcuno non l'ha notato, vabbè dai, diciamolo. Sta migliorando, dai, il ragazzo, si applica. Sta migliorando. Grazie a Matteo ancora, grazie, saluta Fedor Appuzzo, tutto il gruppo, saluta i Sonadores e i Ballerinus. So che ricambieranno con piacere. Ceragius. E ci vediamo domani alla stessa ora, Jonathan. Ci vediamo domani, non sbagliate il calendario, mi raccomando. Ciao Cristian e buona serata a tutti. Ciao, buonanotte a tutti.